Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Eccomi qua a voi come ogni sabato, cari amici ascoltatori, e vi avviso subito, ricordatevi che oggi è una giornata straordinaria, una trasmissione bellissima con due ospiti straordinari, poi ve li presento, li state vedendo. Ricordatevi di andare, oltre che a sentirci in Radio Conegliano, andate sul vostro tablet o sul cellulare e digitate Veneto Globe, entrate nella pagina e potete anche vedere questa straordinaria trasmissione. Vi ricordo inoltre che prima sempre di presentarvi questi straordinari personaggi, questa trasmissione è possibile grazie a Alberto Stocco di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. È una località qui vicino a Conegliano, anzi io dico che è a Conegliano, è una straordinaria impresa, la famiglia Stocco. Penso che anche voi ospiti miei la conosciate. Alberto è un grande personaggio, è colui che ha iniziato in questa attività, ha realizzato il ristorante Releca del Poggio e oggi ha aggiunto anche un resort dove dove accoglie il turismo che sta aumentando nel nostro territorio. È veramente un posto straordinario dove accogliere i nostri amici, i nostri visitatori. Bene, quali sono i personaggi che oggi ospito? Uno è Nicola Zamuner. Ciao Nicola. Ciao Bruno. E il suo fisioterapista che lo segue da tanti anni. Ciao Andrea. Ciao. Come stai? Andrea Zaccaron. Allora, Nicola, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, tu sei un campione nazionale, mondiale, sì, nazionale. Mondiale. Oltre che campione nazionale, campione mondiale di canoa. Sì. Adesso ci racconterai un po' le tue avventure e sei stato seguito fin dall'inizio da Andrea Zaccaron, che tuttora lo sei? No, eri fisioterapista della nazionale italiana di canoa, vero? Bene, ditemi voi se questo non basta per fare una trasmissione d'eccellenza, perché lo sapete benissimo che le mie trasmissioni, i contenuti delle mie trasmissioni sono sport, cultura, teatro, e chi più ne ha a 360 gradi, chi più ne ha più ne metta, anche perché nell'essere sostenuto da un'azienda come quella di Alberto è un onore per me e devo dare dei contenuti importanti. Quale meglio contenuto, più importante contenuto di oggi? Raccontami un po' la tua storia, Nicola. Ma io, come ti dicevo prima, vengo da un passato canoistico e sono stato campione italiano per 26 volte. Ho abbracciato vari tipi di canoa, dalla canoa fluviale, dove ho fatto diversi mondiali, europei, Coppa del Mondo e tutto, e dalla canoa fluviale sono passato alla canoa polinesiana. Ho vinto ogni... Spiegaci un attimo, cioè io ti interrompo ogni tanto sì, perché certamente. Voglio che i nostri ascoltatori seguano e comprendano, esatto, quello che... Cioè, la canoa fluviale, ok, la discesa fluviale, ha due discipline, una è lo slalom e l'altra è la discesa. Lo slalom, che è alle Olimpiadi con l'amico Daniele Molmenti, che faccio parte con lui con un progetto grande che si chiama La Squadra della Speranza, con atleti di varie parti d'Italia che fanno imprese importanti e estreme. Esatto. Legate sempre a divulgare lo sport, soprattutto la passione per lo sport e il sogno che ha lo sport. E dopo c'era, oltre allo slalom, ok, quindi i paletti, quindi uno sport che fa parte delle Olimpiadi, che adesso a Rio lo vedremo lì. E la discesa fluviale, quindi la discesa si spinge in discesa sprint e discesa classica.
sprint, è un 600 metri massimo di potenza, dove era la mia specialità, e dopo la discesa classica. Si parte da una parte e si arriva da un'altra, 4 km grosso modo di tracciato. Questa era la mia specialità, la discesa, ecco. Quindi si rivolgeva sia per lo sprint che per la classica. Da lì tantissimi anni e tantissimi allenamenti e trasferte da una parte all'altra. Lì ho conosciuto infatti Andrea ai mondiali del 2002 in Valsesia, e da lì ci siamo proprio uno dei miei migliori amici, e da lì si è instaurato un rapporto bellissimo, e di conseguenza ogni minimo problema, sai, fisico, per me è subito la persona a cui sento. Ma ti risolvi i problemi anche al telefono? Ma non dico il telefono, però... Ho un dolorino qui, fermo lì, pronto Andrea? Beh, guarda, stai fermo così che arrivo io. Succede anche questo. Andrea, scusami, poi continuiamo. Andrea, Away 2005. E tu mi presenti questo straordinario personaggio, molto cordiale, semplice, alla portata. Tu me l'hai decantato allora come un campione già, e difatti era già un campione nazionale, e Away, un'impresa, lì siamo andati con un marchio importante di orologi, lo possiamo dire, Zitti Tutti, e lui ha avuto l'onore di avere Zitti Tutti come marchio sostenitore della tua impresa. Beh, Away. Dopo una cosa che è rimasta mitica per questo, perché abbiamo fatto, prima che ci siamo conosciuti, abbiamo fatto proprio l'impresa di attraversare l'Adriatico prima di andare all'Away. Sì. E lì mi ricordo i famosi hawaiani che sono venuti qua, avevamo la sfida tra l'equipaggio italiano e l'equipaggio appunto hawaiano. E appunto mi ricordo che Andrea faceva parte del team che doveva massaggiare noi che facevamo questa impresa qua. E insomma ci hanno visto queste maglie con scritto Zitti Tutti e loro non capivano assolutamente nulla di tutto ciò. Però gli piacevano un casino, infatti dopo abbiamo scambiato queste maglie proprio perché erano innamoratissimi di sto slogan che arrivava, però ripeto non sapevano nulla di cosa era. Noi gli parlavamo, gli dicevamo gli orologi e tutto, però a loro piaceva proprio sto slogan. Difatti è ancora molto bello oggi a distanza di una decina d'anni, no? Andrea, sì. L'idea di seguire questo ragazzaccio? L'idea nasce appunto dai mondiali in Valsesia del 2002, in cui ci siamo conosciuti. Io seguivo naturalmente tutti gli atleti e tutti i ragazzi. Veramente ho visto lo sport nel suo sacrificio massimo, perché questo è importante, perché chi ci ascolta da casa pensa che fare canoa sia una cosa al di là di quelli che sono appassionati, che comunque conoscono lo sport, pensano sia una cosa semplice. No, a livello proprio di sport richiede un sacco di sacrificio, perché gli allenamenti, intanto c'è poca visibilità, soprattutto in Italia, altri sport che non siano il calcio. No. Questi atleti non hanno spogliatoio, si allenano a qualsiasi ora della giornata e spendono tutto di tasca loro, perché io ricordo benissimo un ragazzo di cui non ricordo il nome, della nazionale, che mi raccontava che per andare ai mondiali aveva dovuto lavorare tutta il settembre, ottobre, novembre, tutta la vendemmia per comprarsi una pagaia. Per una pagaia? La pagaia, cioè... Che non riusciva a trovare... No, la nazionale non forniva nemmeno né la canoa né la pagaia, quindi doveva arrangiarsi per tutto. Poche centinaia di euro, penso. Centinaia di euro. Però milioni di euro in altri sport. Bruciati magari per niente. Per quanto riguarda il sacrificio, io dico un episodio che mi ricordo di Nicola. Una sera, viene da me un periodo perché ha un problema a una spalla e mi faccio dei trattamenti, poi un giorno, 2 giorni va un po' meglio, ogni volta che ci vedevamo: ma Andrea, posso uscire ad allenarmi?
no aspetta, no ma io devo uscire, devo fare, finché una sera, mi ricordo era metà febbraio, quindi immaginiamo più o meno adesso, però con un febbraio che era un febbraio freddo. Freddo, non come quelli di adesso. Ultimo appuntamento Nicola, 7:30 della sera, finiamo il trattamento, mi dice ma adesso posso provare a fare un allenamento? Ho detto va bene dai, con calma però puoi provare. Io finisco il trattamento, lui va via, vado a casa, alle 9:30 di sera mi chiama la moglie e mi dice ma Andrea, ma Nicola non è venuto da te? Sì, ma che ora è andato via? Alle 8 e ci siamo preoccupati un po' tutti. Ho detto, cosa sarà successo, che non gli sia venuto male? La faccio breve, era alle 8, era 8:30, era in Piave col buio a provare la canoa. E non diciamo che è stata la magia di Andrea, perché diremo è stata un po' la magia di Andrea e un po' la grande volontà dell'atleta che fa questo tipo di sport. Trovarsi in Piave a febbraio alle 8:30 di sera col buio da solo, cioè, io non ci andrei neanche a camminare. Quindi, Nicola, una grande persona con una grande voglia, una grande grinta, perché anche a livello umano, personale, ne ha passate tante Nicola, ma ha una cosa dentro che ha una forza. Che fa superare tutte le problematiche. Lui si allena, si gareggia con ragazzi che hanno 15 anni meno di lui. Comunque ti dirò che in quel periodo anche noi come azienda, allora Zitti Tutti, abbiamo fatto un sacrificio piccolo, però siamo diventati famosi tutti e due, vero? Sì. Tu con questo slogan Zitti Tutti, che poi voleva dire, e difatti lo puoi dire ogni volta, zitti tutti, ho raggiunto un obiettivo, ho vinto anch'io, sono arrivato anche secondo, ho partecipato, importante anche quello, anche solo partecipare, però zitti tutti, ho partecipato anch'io. Molto bello, e per quello che a me è piaciuto moltissimo, l'ho messo nel tempo, perché nel tempo dura questo slogan, se può durare benissimo. E tu mi chiedi perché faccio pubblicità, zitti tutti, perché è bello il marchio, no? Allora adesso continua il tuo racconto, la differenza tra la canoa fluviale e la canoa poi... E lì ho conosciuto l'olimpionico Daniele Scarpa nel 2004 e mi ha chiesto, dai vieni a provare la canoa polinesiana. E così pian pianino mi sono avvicinato a quella che sarebbe stata dopo l'esplosione di tutto ciò che ha manifestato il mio essere, insomma. Da lì cosa è successo? Abbiamo provato, abbiamo fatto Pirano-Venezia, sta traversata, e che dopo lì ci siamo incontrati, e da lì il primo step è stato quello proprio di simulare una gara dove aveva una distanza notevole, quindi una super maratona. 120 km fatti in 7 ore con acqua in quel periodo completamente piatta. È stato disidratante, parecchio dispendioso di energie, quindi va preparata. E ci siamo preparati proprio anche tramite questa gara qua per le away. E lì dopo ritrovare, come diceva Andrea prima, non sono gare dove hanno dietro una federazione, che quindi alla fine ho dovuto trovarmi, come ogni volta facevo, i miei sponsor per andare ai mondiali. Una gara molto costosa, perché è una gara molto costosa, però delle sensazioni che ancora e tuttora, quando vedo le onde oceaniche delle away, rivivo. Trovarmi in partenza con la bellezza di 1200 partecipanti è una cosa unica, proprio unica. All'inizio ti trovi onde da 3 metri, proprio in partenza, e come passi Molokai vedi onde che sono dei grattacieli. E voi a distinguervi. Esatto, e dopo lì il primo contatto con uno squalo, mi è capitato anche questo, insomma. Ah, sì? Si è appoggiato un mako, una tipologia di squalo hawaiana, che si è appoggiato sulla mia pala, e credimi è stata una sensazione di gelo assoluto. Ti credo. Perché dopo io dovevo buttarmi, perché la tipologia proprio della canoa polinesiana prevede uno scambio tra acqua e barca,
e quindi c'è proprio uno stacco tecnico che tu ti devi lanciare dalla canoa. La canoa polinesiana ha un bilanciere di lato, ti sganci dalla canoa, ti butti a mare e vai sulla barca appoggio, perché è la barca appoggio che ti dà la rotta perciò a quel col punto dovevi GPS. entrare nella bocca dello squalo. No, non è che dovevo. Gli hawaiani mi avevano assicurato, mi hanno detto: guarda, non ti preoccupare, loro mangiano alle 6 del mattino e alle 6 del pomeriggio. L'importante è non andare alle 6 del mattino. Allora io ho detto: e se trovo quello a digiuno? Sì, quello che gli faceva male il dente magari, sai. A parte quello, comunque è una gara molto, molto massiccia, ecco. Da lì tutto quello che c'è stato è stato un'esplosione di avvenimenti, insomma. Dopo le Hawaii sono partiti i mondiali. Ecco, volevo dirti, Bruno, il tuo numero portafortuna mi sembra il 4. 4 Coppe del Mondo, 4 mondiali, 4 europei. No, non è il 4, è il 17 per quello. Perché hai fatto 17, scusa? No, non è il... beh, allora il 26 titoli italiani, no? Guarda... Vinti. Sì, vinti. Vabbè, ma il 4 è il più... Sì, è vero. 4 i più importanti sono 4, 4 e 4. Esatto, sono i più forti. È bello, sì. Ma te li ricordi momenti emozionanti di queste vittorie? Sì, beh, il campionato italiano che in assoluto mi ha dato le lacrime agli occhi è appunto il 1998, quando era proprio la preparazione per i campionati del 2002. Quindi c'è stata la RAI, c'è stato un discorso proprio legato a tutti gli sponsor che arrivavano per fare proprio questo evento, per plasmare questo evento, per dopo portarlo come icona per i mondiali del 2002. Insomma, nel 98 mi ricordo ancora, il giorno prima era il sabato, avevamo perso la canoa, distrutta, e dovevamo andare con la canoa nuova di palla, proprio progettata dall'Art Fiber, proprio progettata per andare direttamente in acqua, però credimi, per un atleta che, come diceva Andrea prima, te le posi bene, cerchi di utilizzare determinate attrezzature, andare in gara con la canoa nuova su un percorso dove avevamo perso una canoa il giorno prima, beh, insomma è stata... Tremendo. Eravamo i più sfavoriti. Non entravamo proprio nel top dei primi 3 e abbiamo vinto. Abbiamo vinto con un percorso che il Colorado non aveva nulla che invidiare, era, tanto per dire, il campione del mondo si è ritirato da quella discesa e abbiamo vinto con un secondo di vantaggio rispetto ai concorrenti e i favoriti, insomma. Quanto pesi, Nicola? Io peso 72. Sono alto 1,80. Vedete questo personaggio, 72 kg di muscoli, di nervi, di volontà, e non so, stavo pensando se portarlo a Ca del Poggio, ma penso di sì, da Alberto. Perché? Perché lì si mangiano dei manicaretti straordinari di pesce, a base di pesce, che non ingrassano, che danno energia. Ecco perché il mio amico... Io esalto sempre questo posto che è veramente, oltre ad essere di ottima cucina, c'è un panorama che è fantastico. Beh, sì. E lui è un personaggio che merita, perché fa sentire a proprio agio tutti, dallo sportivo importante come Nicola a semplice, al buon gustaio, normale, naturale, come posso essere io. E io dico sempre: Alberto, come mi dice, cosa ti sembra mi porta un risotto ai frutti di mare o le linguine alla Bruno, alla Zitti Tutti anzi, perché sono le linguine ai frutti di mare che ho voluto io, fatte come dicevo io. Lui me le ha fatte e da allora, quando vado su a trovarlo, mi fa linguine e fa: com'è andata stavolta? Ti piacciono? Sì, buonissime, però erano un pocote. Pocote o pocote? Mazza pocote! Si sa che... Andrea, io mangio volentieri un buon piatto di pasta, e anche te penso, no? Sì, Nicola? sì. Adoro la pasta, perché adoro la pasta, però come gli atleti la prendi al momento giusto, quando prima serve. che mi portino via
quell'immagine tua e del ristorante Relica del Poggio con lo slogan sotto che non vediamo perché ci siete davanti, ma dove il prosecco incontra il mare, che è lo slogan più fantastico che io abbia sentito collegato a un'attività di alimentazione, no? Perché c'è stata un'idea favolosa all'inizio di Alberto, dice noi portiamo il mare dove? Nella terra del prosecco, allora dove il prosecco incontra il mare. Ma sai che ci calza a pennello su quello che sto facendo, perché io adesso, come sai, non pratico più canoa, perché ho deciso completamente di abbandonare quello che per tanti anni mi ha dato gioia, mi ha creato, in poche parole, la mia essenza è stata creata dalla canoa, per dedicarmi allo stand-up. Lo stand-up, la tavola da surf dove si sta in piedi e si pagaia. Ecco, da lì ho a che fare tutti i sabato e domenica con la laguna di Venezia, quindi con il mare proprio io. Ma allora ti devo fare la maglietta zitti tutti, scusa, abbi pazienza. No, e oltre, poi mi parli di questa divisa proprio, sì, è legata a quello, no, che sto facendo. Ecco, allora racconta, senza che ti faccia delle domande, raccontalo te, perché abbiamo poi solo 10 minuti ancora. Zamu Trainer, ma più che altro Zamu Training, è un sistema di allenamento diversificato, perché non è bello sempre fare le solite cose, è bello cambiare, avere una tipologia di cambiamento ti fa star bene. Ecco, io ti spiego anche perché ho portato volentieri in trasmissione Nicola, perché lui sta portando avanti un progetto che è importante e interessante con questa... Footbike. Come si chiama? Si chiama Footbike. Footbike. E questo marchio è nato con l'idea di realizzare, di creare, di mettere in pista una federazione ad hoc, che si chiama comunque associazione. Esatto. No? Ecco, racconta da là l'idea che è bella, che poi va ecco perché io seguo personaggi così perché oltre che la passione allo sport, hanno anche passione per il sociale, cioè il loro impegno è anche sociale, e le loro iniziative coinvolgono anche degli elementi di necessità sociale, i più sfortunati che non possono fare magari certi sport. Tu hai conosciuto la Bebe? Personalmente no, è un personaggio che, mi piace da matti la sua solarità, perché... La volevo portare qui, ma è difficile perché lei è sempre stata ma avremo modo, perché è arrivata anche nei telegiornali nazionali, ma io gliel'ho detto l'altro giorno, senti Bebe, noi siamo territorio, tu sei del territorio, perciò siamo più della divulgazione nazionale, del messaggio tuo, però l'abbiamo potuto avere delle altre possibilità di collaborazione. Ci saranno degli avvenimenti dove ci porteranno. Comunque torniamo a te, volevo chiedere se la conoscevi, perché lei fa parte dell'handicap che viene sostenuto dallo sport, comunque, che è una sportiva straordinaria. No, ma anche con la canoa e anche con lo stand-up. È tutta, è solo un corpo, no? No, un corpo, perché le braccia, le gambe sono... Vedi, il discorso è sempre legato alle endorfine. E lei vince col fioretto. No? Lei va, a parte che io reputo queste persone qua dei grandi atleti, ok? Ma veramente lo penso a un Zanardi, per me Zanardi è il mio idolo sportivo. Okay? È riuscito ad ottenere dei risultati? Ha abbattuto lo schema mentale. Certo. Per quello... Certo. Torniamo a te, con Zamu Training, a parte prima andiamo sul preciso, ho formato una federazione di stand-up paddling che si chiama proprio ISUPA. E da lì quindi un progetto importante a livello federale dal punto di vista di stand-up paddle, tavola da surf, ecco. Da lì cosa è nato? Nasce quello che sto facendo, io alla fine sono un personal trainer e metto in campo diverse cose, appunto come un lavoro diversificato che appunto si chiama Zamu Training. Zamu Training comprende
il SAP, che è la prima cosa in assoluto, e la preparazione a quello viene fatta con un secondo mezzo, che è una tavoletta propriocettiva, un balance board, è una tavoletta dove si va a lavorare l'equilibrio. La potenza è nulla senza controllo, l'elettronica del corpo è l'equilibrio, quindi da lì tutti gli studi fatti con Andrea. Vedi, Andrea, sì. E tu fai parte anche tu di questo progetto, certo, naturalmente certo. sei una spalla importante. Esatto, ogni piccola cosa viene Io sostenuta. testo dal punto di vista mio fisioterapico, Sì, certo. quello che è un aspetto che apparentemente è solo sportivo, magari di cardio fitness, in realtà poi io vado a provare personalmente tutti questi mezzi che Nicola va a scoprire anche in giro per il mondo e vado a valutare. Fallo provare di più però, perché mangia di più che... Guarda che adesso sta facendo un lavoro che è fantastico e quindi sta avendo un risultato e sono Sto avendo anche contento. un bel risultato. Ah sì? Comunque dal punto di vista tecnico, proprio dell'equilibrio, sostenere- della statica. Io posso venire e sostenere l'assaggio dei piatti che mangiate. Però dopo facciamo un po' di attività fisica. Va bene, vai perché non abbiamo più... Chiunque può, Siamo in chiusura. volevo solo aggiungere che chiunque comunque può, anche con problemi fisici alle ginocchia, alle anche, può praticare la foot bike perché non è traumatizzante né dal punto di vista della colonna, anzi rinforza la colonna, la elasticizza e si lavora molto bene anche su problematiche delle ginocchia e delle anche, si libera molto bene l'articolazione, si dà forza e non è traumatizzante come per uno che ha problemi per esempio al ginocchio, può essere, non so, la corsa ad esempio, può essere Certo, traumatizzante. perché il peso, qui non va il peso. Qua anzi alla fine dell'allenamento ci si sente proprio liberi, Certo. fatto naturalmente con Sì, l'aiuto Sì, del trainer. Ci va una certa tecnica. Ci vuole, sì. Quando ho provato sto attrezzo qua, alla fine le persone la vedevano come Ma gioco. da dove è saltato fuori questo È attrezzo? saltato fuori da un amico in comune che ho all'idroscalo di Milano e da lì mi ha fatto, io lavoro ogni tanto con questo sistema di allenamento qua che si chiama foot bike, fammi un po', che sono parecchio curioso, da lì mi ha fatto parlare con la responsabile Italia e da lì dopo è partito tutto una cosa mia, tra virgolette, che ci ho creato proprio un allenamento sopra che non esisteva. Non esisteva. È un tuo progetto. È un mio progetto che è partito con la parte Italia e si chiama proprio appunto Fit Foot Bike. E l'ho incrementato a Zamu Training perché io alla fine formerò dei Zamu Trainer che adopereranno in questo tipo di lavoro qui e quindi è fattibile per chiunque. Crei una rete nel mondo, insomma. L'idea è quella, Cioè, sì. parti da niente, io poi da sono qua, dal trevigiano, territorio, io sono dal trevigiano, ecco. Doc, quindi doc. Trevigiano Mi doc. sento doc. Da qui parte un'idea straordinaria che può portare anche business per il territorio e lo vedremo più avanti perché avremo modo di ospitare ancora Nicola. Io però, Nicola, siamo in chiusura, io vorrei, non lo so, io ti vorrei estrarre da quel cervellino. Ci sono delle imprese, dai, ci sono delle imprese dietro. C'è Sì. qualcosa nel futuro, un'impresa importante Sì, che tu... Sì, c'è un'impresa che sto pianificando ormai da 5 anni, è un'impresa molto, molto galattica che appunto con Andrea sarà parte integrante anche come fisioterapista all'interno. E c'è però... Parte integrante probabilmente potremmo essere anche noi di Veneto Ma Globe. mi piacerebbe un sacco. Chi se no ti porta nel mondo se non noi? E allora torniamo un attimo da Alberto di Cadelpoggio, dove il Prosecco incontra il mare, e da questo luogo fantastico io saluto Nicola, lo ringrazio per aver partecipato a questa mia 30 minuti con Bruno Zanette, ringrazio Andrea Zaccaron, grazie, e ve lo dico subito, non è, questa sarà la penultima volta che ci incontriamo, non è l'ultima, ma la penultima, e poi sarà sempre la penultima perché io e te abbiamo tante cose da raccontarci e da raccontare ai nostri ascoltatori e video ascoltatori. Vi saluto tutti, buon divertimento per la settimana, arrivederci a sabato prossimo. Arrivederci. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.